Sì. Va ora in onda la rassegna stampa. Lo so, è un bell'orologio, faccelo vedere, è un bell'orologio, ma sai, non è che te lo posso dare perché l'hai firmato, capito? Bisogna vedere quanto offri per aiutare Radio Libertà. E ce ne sono tante di firme su questo orologio, che mostra l'ora esatta. Sono le 7:30 del mattino. Buongiorno. Sì, poi minuto più, minuto... No, proprio le 7:30. Anche lì ci sono le firme che arrivano da tutta Italia, da Riace, da Pavia, dalla Sardegna, dal Veneto, dalla Lombardia, dal Trentino Alto Adige. C'è persino la firma del generale Vannacci, che è uno che scrive bene, Roberto Vannacci, guarda, intorno alle 5 del pomeriggio, lo vedete? Scrive proprio bene Vannacci. E ragazzi, dobbiamo decidere come distribuire questo orologio che abbiamo fatto firmare a decine e decine di persone al gazebo di Radio Libertà in quel di Pontida domenica scorsa. Intanto, ancora una volta, grazie per il vostro affetto, per esserci passati a salutare, ma non è bastato salutarci. Chi ha infilato dentro nella cassettina i famosi 5 euro e si è portato a casa un ricordino della radio più pirata dell'etere, chi ci ha raccontato le cose che vanno bene, le cose che dovrebbero essere migliorate, le cose che, insomma, abbiamo fatto belle chiacchierate a Pontida, oltre che naturalmente a partecipare a una giornata storica che ancora adesso si ritrasmette sui quotidiani. E allora buongiorno da Sammy Varin, buongiorno a Simone 1, Simone 2, no, dunque Simone 1 non c'è, ma c'è Simone 2, ma c'è anche Francesco che però sta lavorando Simone 2, diciamolo, dalle 7 che qui si preparano le cose, ragazzi. Io è dalle 6, voi non lo so. Spero che qualcuno stia lavorando. Lo so che state lavorando, vi portate le cuffiette, grazie. Non potete scrivermi né parlare, però mi ascoltate, questo mi piace, è molto, molto patriarcale la cosa. Io parlo e voi mi ascoltate, se mi sente mia moglie. Il buongiorno si sente dal Varin e naturalmente dai vostri messaggin, perché questa sì, o dovrebbe forse esserlo una rassegna stampa, ma lo faccio con voi questo lavoro, e quindi già da questo momento potete inviare il vostro messaggio WhatsApp al 340 67 09 659. Lo ripeto per i nuovi ascoltatori: 340 67 09 659. Io ogni mezz'ora praticamente leggo i vostri WhatsApp. Sì, c'è un po' di arrabbiatura verso Forza Italia. Dico, ma cos'è la novità del giorno questa qua? Dopo ne parliamo. Intanto ciao anche agli amici che mi seguono su Facebook, la pagina di Lega Salvini Premier. Vai, più di 1 milione di follower. Ma quanto siamo tosti! Buongiorno a chi mi segue su YouTube cercando Radio Libertà, ma anche quelli che hanno scaricato l'applicazione sul cellulare sono i più furbi, perché quando meno ce l'aspettiamo cliccano sull'icona di Radio Libertà e partono le nostre trasmissioni, anche in video se volete. Naturalmente quelli che mi stanno più simpatici sono quelli che hanno finalmente capito che nella propria autoradio c'è anche la banda DAB, DAB, Digital Radio, e schiacciando quel bottone tutte le radio sono in ordine alfabetico, scovate subito Radio Libertà e ci si ascolta in tutta Italia. E questa è la tecnologia, senza utilizzare gigabyte, internet, eccetera. No, sono solo onde elettromagnetiche, ed è una bella invenzione perché si sente meglio senza disturbi. Non ci sono disturbi, vi giuro, e nello stesso tempo, ragazzi miei, scoprite nuove radio, perché quando abbiamo la pubblicità, cioè quasi mai, potete girare in DAB su altre radio e scoprite quella che fa disco music, quella che fa country, quella che fa rock. È bellissimo, sono un fracco di radio, si chiamano
tematiche, ma di questo non ce ne frega niente. Perché? Perché siamo qui per fare rassegna stampa, allora sarebbe ora di cominciare. Io comincio con quello che so che vi piace, lo so, lo zuccherino nel caffè ve lo mette Sammy Varin, dai, ciao agli amici che sono a letto, lo so, non vi schiodate di lì, state comodi, fa pure freschetto, devo dire, in questi primi giorni d'autunno. Sapete dove vi porto? Ad esempio sull'Arena di Verona. Perché? Perché il governatore Zaia rompe gli indugi. C'è il manifesto, signori, quelli che girano per le città li hanno già scoperti i manifesti della Lega di Luca Zaia. Zaia in campo, capolista della Lega in tutte le province. Zaia capolista per la Lega in ogni provincia. A pochi giorni dalla convocazione delle elezioni regionali per il 23 e 24 novembre, si vota in Veneto, ieri è comparso nelle città del Veneto il nuovo manifesto per Luca Zaia, che di fatto apre la campagna del presidente uscente verso le regionali. Non ci sarà quindi una sua lista. Questo è il principale titolo dell'Arena di Verona, ma anche sul Giornale di Vicenza lo troviamo. Verso le regionali, Zaia di nuovo in campo, sarà capolista della Lega in tutte le province. Luca Zaia ci mette la faccia. Dopo aver fissato le elezioni in regione il 23 novembre, il centrodestra non ha ancora un candidato. Ieri il suo volto è comparso nelle città venete con un manifesto che di fatto apre la campagna elettorale del Carroccio, che spera in Stefani, futuro governatore. Di più, Zaia propone di trasformare la Lega in un partito federato come CDU-CSU in Germania, e Salvini non dice di no. Signori, come vedete, si parla molto interessantemente di Luca Zaia sull'Arena, sul Giornale di Vicenza e, se volete, anche sul Corriere del Veneto. Regionali, Zaia scende in campo. Le maxi affissioni aprono ufficialmente la sfida elettorale della Liga nell'attesa del nome del candidato. Nelle città appaiono i manifesti del governatore, lui non si sbilancia, non c'è nulla di definito. Oddio, quel faccione che conosco molto bene, me lo ricordo ragazzi ai tempi qui in Bellerio, quando faceva ancora il PR nella discoteca, ragazzi, aveva tutto il gel nei capelli, cosa sono? Beh, ce n'è ancora, era veramente un fighettino veneto. E poi ragazzi, vedete che storia che ha fatto, come ha saputo parlare di territorio anche quando era al governo, gli stivali, quelli davvero sporchi di terra, di fango. Ah beh, ieri nelle città venete sono comparse delle maxi affissioni che ricordano da vicino i manifesti elettorali delle regionali 2020. Stesso blu di fondo, stesso claim, l'impegno continua e soprattutto stesso protagonista in primo piano, Luca Zaia. Cambia solo lo slogan principale, Veneto sempre. L'impressione è che corrisponda a una sua discesa in campo per le regionali, ma non c'è ancora l'ufficialità. Rimane un po' il mistero, hai ragione in effetti. Veneto sempre, l'impegno continua, c'è Luca Zaia, è tutto simile al 2020, ma ora non si può più candidare Luca Zaia e quindi lo stiamo scoprendo pian piano. Quello che vi ho letto è il Corriere del Veneto, mentre anche il Corriere di Verona c'è naturalmente una cosa simile. Regionali, Zaia scende in campo. Vi dicevo, a livello nazionale ancora niente sui giornaloni, non si muove un granché su questo fronte. Sai cosa ce ne importa? Per fortuna ci sono i nostri giornali regionali, quelli locali che ci piacciono molto di più. Intanto però sì, lo so, non è una buona giornata se non vi leggo il manifesto, vi capisco, a volte ce lo dimentichiamo, me lo fate notare, perché siete in tanti che amate farvi del male a quest'ora. Va bene, non insistete. Il manifesto, eccolo qua, titola questa mattina:
un sacco bullo. E naturalmente c'è Trump. Trump interviene dopo anni all'Assemblea Generale dell'ONU per demolirla con la NATO, l'Europa, gli ambientalisti, Biden, la sinistra folle, il Brasile e chiunque voglia mettersi sulla sua strada. L'Ucraina? Basta con il gas russo. Gaza? Basta con Hamas. È tutto semplice nel favoloso mondo di Re Donald ed è falso. Oddio, non so dirti se proprio è tutto falso, però è vero, a volte è tutto semplice. Altro titolo interessante sul quotidiano Il Manifesto, che sicuramente comprerete anche perché costa solo 1,50 euro, Meloni si riconosce dalla Palestina. Ora vi chiedo cosa vuol dire, perché sapete non ho una cultura così alta. Mi inviate un messaggino a Sammy Varin al 340-6709-659. Cosa vuol dire? Meloni si riconosce dalla Palestina. Ma certo, è una mozione trucco, è un barbatrucco per non fare niente. Prima la sconfitta di Hamas, Italia tra i peggiori del mondo, tranquilli, è solo il manifesto. Prima ha provato a bollare la marea delle piazze pro-Pal di lunedì come violente e terroriste. E come ti permetti? Non è successo niente, si amavano, si abbracciavano. Poi si è resa conto che anche tra i suoi elettori il genocidio in Palestina non è molto popolare. E così Giorgia Meloni ha deciso di provare a uscire dall'angolo con una mossa che nelle sue intenzioni dovrebbe mettere in difficoltà le opposizioni. Infatti i giornali di destra scrivono questo: una mozione parlamentare per il sì allo Stato palestinese, subordinato a due condizioni: la liberazione degli ostaggi israeliani e l'esclusione di Hamas dal futuro governo di Gaza. Te capì? Le opposizioni non abboccano, da Conte a Calenda passando per PD a VS si leva un coro contrario, un misero espediente che conferma l'ignavia del governo. Finiremo nel girone degli ignavi. Dice Conte: Schlein, no alle prese in giro, la destra voti le nostre mozioni che ha sempre bocciato. E questo è il quotidiano Il Manifesto, che ha anche dei riquadri naturalmente. Salis passa il Yuri Way, il gran giurì, quel coso lì, un voto contro la campagna d'odio, è il titolo, ok. E poi Oxel, PIL rallenta, crescita dimezzata rispetto all'Unione Europea. Ma io avevo letto un'altra cosa, però probabilmente hanno ragione quelli del Manifesto, ma se lo dicono loro assolutamente. Sì, vado, giro, c'è la par condicio naturalmente, non mi fate uscire di qui se non vi leggo anche, non c'è più, non lo trovo, non trovare scuse Sammy Varin, no, arrivo, certamente, leggo anche quegli altri che mi stanno facendo vedere il Corriere dello Sport. Ma cosa sono queste cose? Ma io non conosco. Siamo in un'altra lingua praticamente, cose che io non ho mai sentito nominare. Quando arrivano i giornali sportivi mi trovo veramente spiazzato, cado dal pero. Per me lo sport è una cosa che non esiste, soprattutto il calcio andrebbe, spero anche che prima o poi venga abolito. Il problema è che se abolisci il calcio poi gli italiani che cavolo fanno? Vanno tutti a sfasciare la stazione probabilmente. Eccolo qua, il secolo d'Italia, ci mancava. I love you, secolo d'Italia. Immunità o impunità, titolo del secolo d'Italia. Ilaria Salis evita per ora la revoca dello scudo di Bruxelles per un solo voto. Vediamo a chi dà la colpa al secolo d'Italia. Intanto ditemi un po' voi, cari ascoltatori, di chi è la colpa, perché questa praticamente si sta salvando. Ora ci sarà un altro voto ai primi di ottobre, però insomma il segnale è quello. Chi ha votato, il voto segreto chiaramente, chi ha votato per aiutare la Salis? 340-6709-659. Ilaria, devo spiegare, Ilaria, perché oggigiorno di Salis ce ne sono molte con tanta zucca. C'è quella che festeggia i 40 anni invitando tanta bella gente, c'è quella invece che festeggia facendosi
fece eleggere. Scusa, l'avete votata europarlamentare. Monica Pucci, con un voto sofferto nel quale il PPE si è spaccato, la Commissione per gli affari giuridici del Parlamento europeo ha votato contro la revoca dell'immunità parlamentare di Ilaria Salis. Ma la partita sull'estradizione e il processo in Ungheria non è finita. Ora starà la plenaria di ottobre confermare il verdetto. La richiesta di revoca dell'immunità che era stata inoltrata dall'Ungheria per Ilaria Salis è stata respinta spinta con 13 voti contro 12. A risultare decisivi sarebbero stati, secondo fonti parlamentari, 2 eurodeputati del Partito Popolare Europeo. I tabulati, tuttavia, non saranno disponibili in quanto lo scrutinio è avvenuto con voto segreto, dopo una richiesta del gruppo dei socialisti e democratici. Guarda un po', la diretta interessata, che oggi aveva rivolto un appello anche al governo Meloni, per il momento esulta. Oggi la commissione Iuri ha deciso di difendere la mia immunità e l'indipendenza del Parlamento e di respingere la richiesta di revoca avanzata dal regime ungherese. È un segnale importante e positivo, piena fiducia che il Parlamento confermerà questa scelta nella plenaria di ottobre, affermando la centralità dello Stato di diritto e delle garanzie democratiche. È il commento a caldo di Ilaria Salis al voto della Commissione dell'Eurocamera contro la revoca della sua immunità. La Commissione parlamentare ha legittimato la violenza, sebbene per un solo voto permane l'atteggiamento di proteggere chi viola i diritti. È una vergogna che sarà punita alle urne, dichiara invece l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Mario Mantovani. Siamo sempre sul secolo d'Italia. Meloni all'ONU, sì allo Stato di Palestina, ma a 2 condizioni, ecco le quali condizioni che spiazzano completamente il centro-sinistra, che è lì che dice la maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a 2 condizioni: il rilascio degli ostaggi e ovviamente l'esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all'interno della Palestina. E quindi non lo faremo mai, questo sì alla Palestina. L'immigrazione incontrollata è la questione numero 1, dice invece Trump al Palazzo di Vetro, il suo intervento fiume. E poi il PD ormai sta insieme solo per le elezioni, e lo dicono apertamente. È Federica Parbuoni, la sua meditazione su qualcosa che giustamente pensiamo tutti quanti. Siamo su Sole 24 Ore, perché una notizia che fa pensare soprattutto verso il futuro. Dici, che cavolo succederà? Il Sole apre con: in 10 anni 6 milioni via dal lavoro. Sì, siamo in autunno? No, siamo in inverno. L'inverno demografico, l'allarme dell'INAP, l'esodo generazionale mette a rischio il welfare. La spesa pensionistica salirà del 15,3% del PIL fino al 17,1% entro il 2040. Insomma, nei prossimi 10 anni usciranno dal mercato del lavoro 6,1 milioni di italiani. L'allarme lanciato dal presidente dell'INAP Forlani in un'audizione alla Commissione parlamentare sulla transizione demografica, dicendo: un vero e proprio esodo generazionale, ha spiegato, che rischia di mettere in crisi la tenuta del welfare. La dinamica è già visibile oggi. È esplosa la difficoltà nel reperire personale dal 26% nel 2019 al 45%, la spesa pensionistica salirà dal 15,3% al 17,1% del PIL entro il 2040. Sì, lo so, sono particolarmente allegro questa mattina, che devo dire, sono questi i titoli, sono questi. Dai, vi porto via, vi meno via, sì, andiamo, no, a venire, no, dai, ti prego, no, posso, ecco, metto il ditino, eccolo qua, un po' d'allegria. Ce la mette il quotidiano Il Tempo, che titola: ma che carina, dai, è simpatica. Inizia a piacermi la Salis, com'è possibile? Tutte e due la Salis, così mi cacciano dalla radio, dormo la mattina. Casta viva!
casta viva, non sappiamo se casta, ma soprattutto viva, ma soprattutto europarlamentare ben protetta. Il Tempo apre così: hanno fatto peggio della Prima Repubblica quelli che contestavano i privilegi della politica, ora esultano per l'immunità a Salis regalata dall'inciucio tra la sinistra e il PPE di von der Leyen. Ad applaudire la casta viva Ilaria Salis c'è naturalmente il centro-sinistra, da Conte agli amici di AVS alla Schlein, e a quanto pare potrebbe esserci qualcun altro che non si sa chi sarà. Se avete dei dubbi o avete problemi, dubbi, incertezze, fatemi sapere, 340 6709 659. Sammy Varin è qua per che cosa, secondo voi? Per leggere i vostri messaggi tra 10 minuti. Retromarcia in Tesla ad Hammamet. Cosa scrive Tommaso Cerno? Sentiamo un po'. Ad Hammamet non ci arriveranno con un rombo di motore a portare i garofani sulla tomba di Craxi, adesso che sono loro i sostenitori dell'immunità e dei privilegi di quella che chiamavano casta politica. Ho capito, perché da quando i frato Yannez viaggiavano in Tesla si muovono silenziosi tra le contraddizioni del nostro tempo. Prima contraddizione: accusano la destra di cambiare la giustizia per sfuggire ai giudizi e alle accuse, e poi usano l'immunità parlamentare per salvare la poltrona a Ilaria Salis. Anzi, inventano l'iperimmunità, un salvacondotto per fuggire da un processo già in corso, non cioè per i reati contestati durante il mandato a Bruxelles, ma per quelli precedenti, roba da far rabbrividire perfino Davigo e Di Pietro. Ma d'altra parte, cosa ci si aspetta da una sinistra che chiama pacifisti quei teppisti che hanno messo a fuoco e ferro la stazione di Milano fingendo di occuparsi dei bambini di Gaza, o da gente che caccia dal Pride i gay israeliani e poi si imbarca su una flotilla omofoba che difende le donne schiave e i regimi che ammazzano i gay. Interessante meditazione di Tommaso Cerno, il direttore del quotidiano Il Tempo, che prosegue la sua inchiesta sulle relazioni pericolose. L'inchiesta del Tempo sbarca in Senato. Fratelli d'Italia dice: la sinistra spieghi i legami con Hamas. Fa ridere certamente la vicenda di Macron, ne parla Il Tempo di Osho. Macron resta a piedi a New York e chiama Trump: mi fai passare? Donald, scusa, qui fanno passare solo a piedi. E beh, non può camminare, che c'ha i tacchi, gli risponde, perché è rimasto bloccato nel traffico del codone intorno a Trump, e quindi poverino, ha dovuto proseguire a piedi il capo della Francia. Atterrano a Roma i primi cani extra large. Ne abbiamo parlato a Pontida con chi davvero ama gli animali. C'era uno stand appositamente, anche tu, appositamente inventato per aiutare i nostri amici animali. Beh, signori, ieri c'è stato il primo volo con cani, battesimo del volo su ITA con le nuove regole, 2 cuccioli seduti accanto ai loro padroni. Atterrano a Roma i primi cani extra large. Salvini dice: viaggiare con loro segno di civiltà. Aspetta che ve la vado a prendere, la fotografia carinissima che abbiamo fatto in quel di Pontida, intervistando proprio chi nella Lega si occupa di questa cosa stupenda, i nostri amici animali e la tutela dei nostri amici animali. Ve l'avevo far vedere, ma l'ho persa per strada perché ci sono troppe fotografie, ne ho messe troppe, e quindi quella che cerco non la trovo. Ve la farò vedere più avanti. Vado, visto che sono sul quotidiano Il Tempo, sai che faccio? Entro dentro, perché all'interno c'è l'inciucio. Quanto tempo che non sentivo questo inciucio. Molto molto terronico, però nella politica è normale, inciucio, lo so. Molto, è proprio è romanesco, qualcosa, siamo di lì.
PPE socialisti, che fanno questi qua insieme? L'inciuccio PPE socialisti salva Ilaria Salis, confermata l'immunità a ledi occupazioni, ledi occupazioni. La commissione Iuri dell'Europarlamento non le revoca lo scudo. La Lega dice traditori del centrodestra. Orban merita il carcere. Lei esulta, segnale importante. Ora la palla passa all'assemblea. Prendi la palla, speriamo bene. Intervista a Nicola Procaccini, no? Perché quella poi si vuole far processare in Italia, e ci sarà un motivo perché si vuole far processare proprio nel suo paese, no? Perché in Ungheria ha paura di essere condannata, e perché qua in Italia non la condanneranno mica. Nicola Procaccini, l'eurodeputato di Fratelli d'Italia, dichiara la solita ipocrisia della sinistra. A Strasburgo il 7 ottobre, segnatelo sul calendario, accendiamo tutti i lumini, mi raccomando, round decisivo. No agli accordi sotto banco, questo è solo il primo tempo. E c'è un motivo per cui stiamo facendo la riforma della giustizia anche, bada ben, vado, giro pagina solo sul prezioso Il Tempo. Oggi c'è l'intervista a Roberto Vannacci. L'eurodeputato leghista dichiara: il presunto reato di spaccare la testa non rientra nell'attività parlamentare. La giustizia è stata umiliata, un altro fallimento dell'Unione Europea. Cristian Campigli, oggi a Bruxelles la giustizia è stata umiliata. Oggi a Bruxelles si è decretato l'ulteriore fallimento di questa Unione Europea che dei capisaldi su cui si fonda. L'uguaglianza, la libertà, lo Stato di diritto ha perso totalmente l'ispirazione. Sono parole dure, lapidarie, quelle espresse dal vice segretario della Lega Roberto Vannacci sulla decisione di non mandare a processo la donna che occupava le case altrui. Ilaria Salis non verrà processata, la sinistra non era la paladina della giustizia, risponde il generale Vannacci, di cui abbiamo la firma sull'orologio di Radio Libertà. L'immunità parlamentare non è una licenza di uccidere, ma uno scudo pensato per tutelare l'attività parlamentare dei rappresentanti eletti da eventuali persecuzioni politiche, non certo per garantire impunità a chi commette reati comuni. I presupposti giuridici per mantenere l'immunità nel caso di Salis non c'erano. Spaccare la testa a uno che non la pensa come te non rientra certamente nell'attività parlamentare, e in più il presunto reato è stato commesso molto prima che Salis diventasse europarlamentare. La morale di questa storia? Picchiare un uomo, chiunque esso sia, per le sue idee politiche o per qualsiasi altro motivo, a meno che non si tratti di difesa legittima, è un reato. Certe derive ideologiche che giustificano la violenza in nome di una presunta causa, arbitrariamente definita giusta, ricordano fin troppo gli anni 70, quando si diceva che uccidere un fascista non è reato. D'altra parte, oggi abbiamo professori come Cristian Raimo che affermano pubblicamente di insegnare ai propri studenti a picchiare i neonazisti, e abbiamo sedicenti intellettuali come Odifreddi e Saviano che ritengono che la vita di una persona abbia un valore diverso a seconda delle idee che questa persona esprime. Ammazzare Kirk non è come ammazzare Luther King. La sinistra ha scoperto l'utilità dell'immunità parlamentare? Chiede il quotidiano Il Tempo a Vannacci. Lui risponde: è la solita doppia morale dei progressisti. Ricordiamo che la sinistra ha spesso giustificato o minimizzato atti violenti, come quelli accaduti nel quartiere milanese di Corvetto, le sassate e i fumogeni tirati contro i lavoratori della TAV in Val di Susa, le violenze di molti immigrati, oppure come le costanti aggressioni alle forze dell'ordine in quasi tutte le manifestazioni. Quando l'immunità serve a proteggere i loro, allora diventa uno strumento nobile, un baluardo contro le persecuzioni politiche. Quando tocca agli altri, allora è un privilegio da abolire, un simbolo di una casta da abbattere. Bonelli ha fatto arrestare la deputata brasiliana Zambelli, ma ha candidato Salis per evitarle il carcere. Dov'è l'errore? Chiede Il Tempo a Vannacci. È evidente una contraddizione stridente nel comportamento di Angelo Bonelli. Da un lato si compiace pubblicamente dell'arresto della deputata brasiliana Zambelli, dall'altro, in tandem con Nicola Fratoianni, ha sostenuto la candidatura di Ilaria Salis al Parlamento europeo con l'esplicito scopo di sottrarla a un processo penale in Ungheria. Un doppio standard che
solleva non poche perplessità. La sinistra, come al solito, è tollerante solo con chi la pensa come loro. Ma prosegue poi Vannacci, ragazzi. Dai, è tutto da comprare quest'oggi il quotidiano Il Tempo a pagina 3, che parla anche della doppia morale dei paladini dei diritti. Adesso almeno chiedete scusa a Craxi. Ecco tutte le giravolte con Aldo Rosati in pagina di Fratoianni Bonelli, dalla Tesla nascosta alla moglie in Parlamento fino alle borse di Lady Sumaoro e il caso Lucano. Ragazzi, questo è veramente miele per la nostra colazione. Direi di uscire di casa, prendere un po' di fresco e comprare il quotidiano Il Tempo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. It don't mean nothing if you ain't got that swing. Do-a, 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 do-a. It don't mean a thing, all you gotta do is sing. Do-a, 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 do-a. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. It don't mean nothing if you ain't got that swing. Do-a, 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 do-a. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give me anything you've got, and they don't know there's nothing if you ain't got that swing. Do-a, 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 do-a. Si sente che siamo in strada, ragazzi. Dal vivo, live, Fidanza, jazz, combo suonano in tanti locali in Italia, ma amano soprattutto suonare dal vivo nelle città, nelle strade, sui marciapiedi. I Don't Matter Think, ma questa è la colonna sonora di Armageddon, dai, firmata dagli Aerosmith, quelli di Ragdoll, dai, bravi, live, Fidanza, jazz, combo, da cercare se vi piace il tipo di musica. Su YouTube saltano fuori un fracco di produzioni che stiamo pian piano svelandovi. Il buongiorno si sente dal Varin, rassegna stampa. Ma quanti messaggi al 340-6709-659. Grazie. Se ogni messaggio fossero 5 euro, ragazzi, mi compro un'altra maglietta come questa. Guarda, coi V-meter, sai lo smiterino del mixer che ti segnala il livello della musica, dove sto, sì, sono un po' in distorsione, 0 dB l'ho superato, ma chiaro, perché la mia non è una rassegna stampa sussurrata. Se facessi la rassegna stampa così, a parte che sarebbe un film erotico, ma sicuramente vi addormentereste. Allora sveglia, sì, parlo anche con te, Simone. Sveglia, Simone è il più sveglio di tutti questa mattina, ragazzi. Facciamo una gara di svegliezza, vince lui. Bravo. Ilaria fa venire la malaria. Questa è la meditazione. Cioè, capite che solo dopo mezz'ora di rassegna stampa di Sammy Varin salta fuori questo concetto: Ilaria fa venire la malaria. Buongiorno, cosa pensavi? Che un'Europa di mafiosi delinquenti non protegge
proteggesse una di loro? Marco pensa ciò. Perfettamente d'accordo, sia la Palestina, solo se 1. liberi tutti gli ostaggi, 2. fuori Hamas da futuri governi. Che poi anche quello, ragazzi, io sarei con la flotilla se questi andassero a Gaza a gridare Hamas fuori dalle palle, ma non lo gridano. E perché? Intanto fanno scherzetti alla flotilla e tra poco ci arriviamo, ragazzi. Anzi no, ci arriviamo subito, perché giustamente qualcuno di voi mi ha acceso solo adesso la Global su Mood Flotilla sotto attacco, scrive il Corriere. Ragazzi, sorvolo di droni, esplosioni a bordo, interviene la Farnesina, danneggiate 10 barche in acque internazionali vicino a Creta. Tajani dice: oh, tutelare le persone a bordo. Scherziamo, naturalmente non è successo niente. Il Corriere la sta mettendo giù grave, ma semplicemente gli hanno fatto esplodere dei petardoni. Flotilla denuncia nuovo attacco di droni, ordigni e gas urticanti. Sì, la polvere per far starnutire di carnevale, dai, gli ha mandato addosso contro le barche. Tajani a Israele garantire sicurezza. È chiaro che stanno scherzando gli israeliani con flotilla e speriamo non succeda niente di più, naturalmente. Speriamo, soprattutto per gay, lesbiche, transessuali e musulmani che sono a bordo della flotilla. Ci mancherebbe altro. Mi rituffo. Dove vado? Sui vostri messaggi, certamente. Mamma mia. Buongiorno, dobbiamo sempre ringraziare Forza Italia per avere votato per la Salis. Fanno schifo, sono contro alle regole del vivere in pace, sono per il caos in Italia. Speriamo che Berlusconi non dia più soldi a questi deficienti. Ah, oh, cosa avete mangiato per colazione? Mamma mia! Ungaretti, Gaza, flotilla, post Pontida, Cœur, finanziarie, elezioni, Marche e altre regioni, che rileggete opere vita di Ungaretti. Eccolo qua, allora me la leggo stanotte. Alla Spezia, un continuo manifestare per la Palestina, al grido dal fiume al mare o intifada anche da noi. Ho capito. Ciao Sammy, Alberto Novarese, una meditazione mi permetto di farla io. 60 poliziotti feriti e hanno ancora l'ordine e l'obbligo di non reagire. Dopo 1000 giorni di governo sarebbe ora di metterci mano alle leggi, magari anche alla Cartabia che protegge gli scippatori, perché va bene lamentarsi che ci sono questi, va bene lamentarsi che sono protetti dalla sinistra, ma il timone ce l'abbiamo in mano noi e sarebbe ora di fare qualcosa. E dopo questo messaggio, il re è nudo, mi sento un po' nudo anch'io, mi copro e me ne vado vergognosamente. Buongiorno, bisognerebbe spaccare la testa a uno di quei sì, adesso, a uno di quei parlamentari che hanno salvato la Salis, vediamo cosa dicono poi. Maria Teresa, dai, calmina, ma un tao appeso al collo ce l'hai tu? E dai, siamo un po' francescani. Dai che ritorniamo a festeggiare la festa di San Francesco. E dai, i 5 arrestati a Milano a me sembravano di più a menare. Comunque è accaduto lo stesso anche qui a Brescia. E beh, caro Gian, con lo stampino dove c'è la sinistra che governa, si intrufolano questi e spaccano tutto quanto. Il problema appunto che la sinistra sembra che non gliene freghi assolutamente nulla di bloccarli, capito? Questa è la cosa. Buongiorno Sammy, comunque Cerno è direttrice, non direttore, spiritoso, ma lui ci sta bene, non gliene frega proprio niente. È gay, lo dice, ma cosa c'è di strano? Non ci vedo niente di male. La sinistra dava Salis e il governo sta salvando Santanchè 1-1, ma quante belle parole per la sinistra, mi sto commuovendo stamattina. Vabbè, ti ho letto un po' di giornali di sinistra, guarda che potrei andare avanti, ce ne sono altri. Il tuo governo invece è unto dal Signore. Vabbè, ok, ho capito che questo non gli sto simpatico. Buongiorno Sammy, giusto comprare il tempo, ma giusto anche ricordare i nostri personaggi politici che vanno in TV o che vengono intervistati, che paga a ricordare le malefatte della sinistra e non sono poche.
Ciao Mario, ciao 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 ciao. Questa innominabile era andata in Ungheria per sprangare la gente per odio politico e io che odio zingari, clandestini, musulmani e borseggiatori mi divertirò a sprangarne il più possibile, poi chiederò a Lega o Fratelli d'Italia di essere eletto per evitare l'arresto, caro Marcello, e noi dobbiamo prendere le distanze da messaggi come questo, non si spranga proprio nessuno, ragazzi miei. Loro lo fanno, li condanniamo, ma non parliamo neanche in questo modo, non è proprio il caso. Il diario di Farla Frank, ecco l'ultimo libro di Ilaria Salis, siete spiritosi. La Salis europea, poi abbiamo la genovese, l'avete mai sentita parlare? Beh, però balla bene, al suo compleanno ha fatto una bella festa. Vera vergogna degli italiani che l'hanno votata, ma dove vogliamo andare con un partito di chip e chop? ONU, organismo fondamentalmente inutile oggi. La maggioranza dei paesi islamici ne condiziona scelte tipo anti-Israele. Ridicola la posizione, guarda caso, della presidentessa pro-immigrati italiana, la nuova Boldrini, solito carrierismo da corridoio, eletta da chi? Osannata da chi? Israele combatte anche per noi contro popoli terroristi e parassiti che non lavorano, lo ripeto, non lavorano, visto personalmente anni fa portando medicine inutili. Cosa dovevano votare per Salis in Europa? Da chi ha preso soldi dai paesi musulmani e altre corruzioni presenti, poi saputo più nulla della loro corruzione e l'Ursula con i messaggini segreti per gli acquisti di false medicine. State ribollendo questa mattina, la cosa mi piace così tanto che ritorno sui giornaletti, giornaloni. Dove sono? Beh, vi ho ricordato l'intervista a Vannacci sul Tempo, ma poi è pagina 7. Il Tempo si occupa di Trump che sale in cattedra, clima, guerre, migranti, l'Europa finisce nel mirino, discorso fiume del presidente USA all'Assemblea Generale in cui ribadisce America First, la premier Meloni d'accordo su molte cose, Gaza ci sarà una mozione condizionata. Sempre a pagina 7 del Tempo vi segnalo la meditazione di Roberto Arditi che si intitola Stato di Palestina, cosa e chi riconoscere, un trafilone lungo che ripercorre tutto quello che è successo finora. E l'incipit è: di quale Palestina parlano i sognatori, molti in malafede animati da risentimento verso Israele a prescindere, che si agitano alle Nazioni Unite o nelle piazze europee? Una volta almeno c'era l'OLP di Arafat, pessima sotto molti aspetti, compromessa con il terrorismo, ma comunque un interlocutore politico. Oggi non c'è neppure quello. In Cisgiordania sopravvive l'autorità nazionale palestinese guidata da un Abu Mazen talmente debole da essere rifiutato persino dagli Stati Uniti, che negli scorsi giorni gli hanno negato il visto. E poi c'è Gaza, o meglio, quello che resta dopo la devastazione seguita all'orrore del 7 ottobre, un massacro con oltre 1200 vittime israeliane, con stupri e torture che i referti medici hanno documentato e che nessuno potrà mai cancellare. Ma l'articolo prosegue, è molto interessante, ve lo consiglio, a pagina 7 del quotidiano Il Tempo. Repubblica, ONU, l'invettiva di Trump, mossa di Meloni sulla Palestina, riconoscimento a 2 condizioni. Giorgia Meloni, scrive Repubblica, cambia rotta sul riconoscimento della Palestina. Beh, sfido, dirà qualcuno di voi, e praticamente la stanno riconoscendo sta Palestina, cani e porci in giro per l'Europa e per il mondo, siamo solo noi a non riconoscerla quasi quasi, ma noi mettiamo delle postille. Rispondendo ai giornalisti annuncia che il centrodestra presenterà una mozione in Parlamento con l'impegno a riconoscere la Palestina, a patto di estromettere Hamas dal governo di Gaza e liberare gli ostaggi israeliani, una mossa tattica e difensiva che fa propri i paletti già fissati da Macron e Starmer e pensata per uscire dall'angolo, scrive Repubblica. E voi che ne pensate di questa mossa della Meloni?
340 6709 659. L'assist di Donald a Kiev, Zelensky grande uomo, si riprenda ai territori, pagina 4 di Repubblica, Paolo Brera ci fa resoconto dei complimentoni che Trump ha fatto a Zelensky, neppure lo sognava. L'Ucraina, scrive il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sul suo social network dopo una bilaterale di un'ora, può combattere e riconquistare tutto il territorio perduto, anzi, chissà, forse potrà andare persino oltre. Continueremo a fornire armi alla NATO. Chiaramente Zelensky è ritornato felice e contento. Giro pagina, perché è un paginone grosso grosso su Repubblica, chiaramente se volete leggere cosa ne pensano i pidini. La NATO dà il via libera, abbattiamo i jet russi che violano i confini. Consultazioni frenetiche tra Alleanza e Casabianca fino all'ok USA. Il Pentagono avverte il Cremlino, la reazione sarà inequivocabile. Rutte, segretario generale della NATO, dichiara: faremo tutto il necessario per difendere le nostre città, la nostra gente e ogni centimetro del territorio. Dai che scioppa la guerra mondiale, dai, la facciamo finita, non ci pensiamo più. Salis salva per un voto, primo ok all'immunità, la Lega accusa i popolari. La commissione respinge la revoca con 13 contrari, 12 favorevoli, il dossier va alla plenaria, il partito di Salvini dice traditori della destra. Chi sbaglia non paga, ha alzato il tiro Matteo Salvini. Anche ECR, il gruppo di cui fa parte Fratelli d'Italia, mostra tutto il suo disappunto. Questa decisione, e l'opinione di Nicola Procaccini, rappresenta un grave e preoccupante strappo allo Stato di diritto. E scendendo più in basso, Salini. Dal Carroccio parole squadriste, il PPE può lasciare libera scelta in aula. È Salini, 52 anni, eurodeputato di Forza Italia e vicepresidente del gruppo dei popolari europei. Prima di mostrare i muscoli alla Lega suggerirei almeno incontinenza comunicativa, dice Massimiliano Salini. La Lega vi accusa di avere salvato Salis in commissione Iuri, dice così, traditori del centrodestra. E su che base? Il voto è segreto in commissione, a differenza di tutto il resto del Parlamento. La Lega conosce il dettaglio delle violazioni? Avranno capacità investigative sorprendenti. Battute a parte, dice Repubblica, che rispondete alle accuse del Carroccio? Questa logica del tradimento, per come viene utilizzata in alcuni casi, è un linguaggio da squadristi. Io credo che la politica sia immedesimarsi nelle ragioni di chi non la pensa come te, così si salva la democrazia. Non c'è tradimento a meno che non si vadano a toccare i valori centrali. Non scomoderei dunque un termine così impegnativo di fronte a temi come questo, visto che su dossier ben più rilevanti di politica estera abbiamo assistito ad asimmetrie gravi. Ve le ricordate le asimmetrie, popolo di Radio Libertà? Scrivetemi 340 6709 659. Le asimmetrie li hanno fatti quelli di Forza Italia, Orban vergognoso, mi perseguita per far festa, aspetto il Parlamento. Chiaramente è Ilaria Salis, intervistata oggi dal quotidiano Repubblica, pagina 13, tutta per voi. È il caso di cambiare quotidiano? La risposta è sì! E allora vado sul quotidiano La Verità. Guarda, questo è potente, signori. Ve lo dicevo proprio ieri, forse, sta cosa. Cioè, prima di uscire con la ragazza, dobbiamo fargli firmare il fogliettino. Finirà così, finirà così. Ebbene sì, La Verità lo mette in prima pagina. Il PD vuole il Green Pass anche per fare l'amore. Specula sulla condanna del figlio del suo alleato. Gli 8 anni inflitti a Grillo Junior per stupro sono il pretesto per un disegno di legge, prima firmataria la Boldrini, che imponga che ci sia il consenso esplicito e continuato della donna durante ogni approccio sessuale. Mi cadono le braccia. Serve una legge sul consenso, scrive Giorgio Gandola oggi, solo sulla Verità, sappiatelo.
Anche una sentenza così dolorosa come quella di Tempio Pausania sulla vicenda di Ciro Grillo diventa per il PD uno spunto per fare esercizio di marketing politico. Ma soprattutto, quante volte ve l'ho detto, il PD è quello che la burocrazia l'ha inventata e l'alimenta quotidianamente. Nessuna delicatezza, nessuna attenzione alla realtà, alle sue distorsioni. Per i Dem contano solo decreti, carte bollate, provvedimenti secondo consuetudini interiorizzate da piccoli, quando nei loro tinelli lo statalismo di famiglia era un dogma. Tra poco ci arriviamo. Salis miracolata tiene l'immunità grazie ai voti degli amici europei di Forza Italia. Sempre sul quotidiano La Verità. Stazioni assaltate per coprire lo sciopero flop. Effettivamente si è parlato di tutto, ma Landini, che fine ha fatto Landini? Sta bene Landini? C'era alle manifestazioni Landini? Zero. I numeri impietosi dell'adesione mettono a nudo la realtà, ma tra i progressisti fanno la gara a minimizzare la guerriglia ed esaltare le piazze, e Cooperlo non trova di meglio che dare agli squadristi a noi, che dare degli squadristi a noi della verità. Sempre sulla Verità, l'assemblea scoppiettante, Trump fa pezzi ONU e Green Deal, paletti della Meloni sulla Palestina, Trump show all'ONU oggetto degli attacchi del presidente USA, le Nazioni Unite sostengono l'immigrazione illegale. E sul green, rinnovabili inutili, il climate change è una truffa. In attesa del suo intervento a Palazzo di Vetro, Giorgia Meloni avverte: riconosceremo alla Palestina la liberazione degli ostaggi all'esclusione di Hamas da Gaza. Misteriosi droni sul nord Europa. Donald, giusto a battere i jet russi. Il Papa, in Unione Europea c'è chi tifa escalation. Giro pagina e dentro allora, visto che fate i bravi sul quotidiano La Verità, che racconta a pagina 4 lo sciopero Propal Facilecca per bloccare il paese, sono serviti i facinorosi. Tra gli arrestati gli eredi del Leoncavallo, obbligo di firma per 2 ragazze del centro sociale Meneghino Lambretta, agenti feriti sono 181 solo nell'anno 2025. Bella l'iniziativa della Lega e fatemi sapere se siete d'accordo, ne parla però solo il quotidiano La Verità, possibile? La Lega, chi va a protestare paghi la cauzione. L'idea del vice premier per tutelare i contribuenti. Forza Italia però già si dissocia. Capite con che alleati siamo? E d'altronde cosa facciamo? Ce ne usciamo dal governo? Firulì, firulà, stiamo lì a guardare? Mirella Molinaro scrive: l'ultima trovata di Salvini o una soluzione fattibile per frenare la violenza durante gli scioperi e le proteste? La proposta del vicepresidente del Consiglio e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha scatenato un po' di polemiche e reazioni di disaccordo bipartisan, proprio perché in tanti si chiedono se sia legalmente attuabile. Il leader leghista lunedì sera, dopo una giornata di tensioni e violenze soprattutto a Milano nel corso delle manifestazioni pro Gaza, ai microfoni del TG1 ha lanciato la sua soluzione alla violenza dei manifestanti: impediremo che si ripeta e chiederemo una cauzione a chi organizza cortei e manifestazioni. In caso di danni pagheranno di tasca loro. L'idea della cauzione è stata rilanciata dallo stesso ministro della Lega subito dopo sui suoi profili social. Sono lavoratori, ha spiegato, anche gli italiani che sono rimasti a piedi, così come le decine di poliziotti mandati all'ospedale. Ma sarebbe davvero possibile far pagare una cauzione o questa proposta è in contrasto con i principi costituzionali? Lo chiedo anche a voi, visto che ci sono molti avvocati che mi seguono. 340 6709 659. Inviatemi un WhatsApp. L'idea di Salvini non è piaciuta a Forza Italia, che novità, che ha subito preso le distanze proprio perché questa soluzione sarebbe di difficile attuazione. L'hanno chiesta solo a noi la cauzione a Bologna, è vero? I dubbi che gli stessi alleati della Lega sono legati anche al fatto di far pagare di tasca loro agli organizzatori delle manifestazioni, perché quasi sempre loro sono estranei agli episodi di violenza, per cui magari devono sorvegliare che questa violenza non ci sia, no?
I dubbi sollevati non sono questi. La proposta di Salvini sta alimentando in queste ore il dibattito politico e giuridico. C'è chi si chiede se questa proposta non sia in conflitto con il diritto di manifestare liberamente, sancito dall'articolo 17 della Costituzione. La proposta della Lega è finalizzata a garantire la sicurezza di tutti i cittadini, fare in modo che venga tutelata anche l'incolumità delle forze dell'ordine in servizio durante le manifestazioni. Ma come si potrebbe realmente attuare? Giuridicamente il legislatore potrebbe introdurre una norma che preveda una cauzione in casi specifici, ma tale norma dovrebbe essere introdotta nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Si tratterebbe quindi di un intervento legislativo di non facile realizzazione, scrive oggi il quotidiano La Verità, che parla poi dei teppisti. Si ritrovano i teppisti dentro i cortei, ma i Dem chiamano squadristi noi. Cooperlo del PD ci accusa per il titolo su Bella Ciao, e naturalmente parliamo del quotidiano La Verità. Intanto da sinistra fioccano attenuanti per la sommossa. Gramellini, le vittime sono i manifestanti pacifici. Mattarella riporta l'ordine, Colle solidale con la polizia. Devo dirvi che ci sono paginoni un po' su tutti i quotidiani, queste eco delle manifestazioni del weekend. L'opposizione in aula infanga ricordo di Charlie. Era omofobo e razzista. Carlo Tarallo, siamo sul quotidiano La Verità e pochi altri per La Verità, pagina 8. Neanche la commemorazione di un giovane opinionista assassinato, Charlie Kirk, riesce a unire nel sentimento di cordoglio la politica italiana. La commemorazione di Kirk, che si è svolta ieri alla Camera, rappresenta l'ennesimo esempio di come in Italia ormai il dibattito politico, salvo alcune eccezioni, sia regredito all'età della pietra, con le parole usate come clave. Per la deputata del PD Laura Boldrini, la commemorazione di Charlie Kirk alla Camera dei Deputati è una provocazione della destra che sta strumentalizzando un fatto gravissimo ed esecrabile, un crimine che non può avere giustificazioni. Trasformare Kirk in un'arma da scagliare contro gli avversari politici è però una strategia di chi pretende di denunciare la violenza di altri. Kirk ha fatto dell'elogio la sua bandiera, aggiunge la Boldrini, e il testimone di quell'odio ha raccolto al suo funerale il presidente Trump, che ha detto: io odio i miei avversari. Kirk non era un paladino del razzismo, dell'omofobia, del sessismo. Nessuna di queste sue posizioni ne giustifica l'assassino in alcun modo, ma non ne giustifica neanche la santificazione. In quali altri parlamenti europei è stato ricordato? In quello ungherese e in quello romeno. Commemorare alla Camera un uomo portatore di valori contrari alla nostra Costituzione è stata una forzatura insopportabile. Ulla, la Boldrini, veramente decisissima, tanto decisa che, ci arrivo, eccola qua, a pagina 15, giustizia a pezzi, il PD ora pretende il Green Pass addirittura per fare l'amore. Speculando sulla condanna per stupro a Grillo Junior, i Dem rispolverano la proposta di legge voluta dalla Boldrini sul consenso, perché aiuterebbe le donne a difendersi meglio nei processi per violenza carnale. L'iniziativa lascia intendere la necessità di normare anche semplicemente le uscite galanti. L'intervista con Anna Maria Bernardini di Pace, che dice: uomini, dotatevi di registratore. Le femministe immaginano che si vada a letto con un foglio e una biro, una sorta di burocrazia sessuale. Se si continua così saremo pieni di impotenti. E vai, Fabio Amendolara, se fossi un uomo andrei a letto con un registratore. Parola di Anna Maria Bernardini di Pace, giurista matrimonialista tra le più note in Italia, fondatrice di uno storico studio legale specializzato in diritto della famiglia e della persona. Una voce spesso controcorrente, che anche questa volta non ha usato mezzi termini. La sentenza di ieri del Tribunale di Tempio Pausania sul caso di Ciro Grillo, figlio del fondatore dei 5 Stelle, ha fatto rumore. 3 dei 4 imputati sono stati condannati a 8 anni di carcere, uno a 6 anni e 6 mesi. L'accusa era stupro di gruppo. Le opposizioni hanno subito rilanciato la proposta di una legge sul consenso, un'ipotesi che la Bernardini di Pace boccia subito. Non è che servono delle leggi nuove, serve l'interpretazione corretta di quelle attuali.
Eppure il centrosinistra insiste, senza consenso esplicito non c'è un rapporto sessuale, ma uno stupro. Gulp. Purtroppo oggi, quando una donna dice sono stata stuprata, per l'accusato è già una condanna. Lo so che come donna vengo attaccata quando dico queste cose, ma in pratica è così. Non riesco proprio a immaginare dei ragazzi dell'età di quelli processati l'altro giorno che debbano firmare un consenso, ma poi firmato come? E poi ci sono le femministe che dicono sì, ma non basta che il consenso sia stato comunicato all'inizio, allora bisognerebbe aggiornarlo in continuazione questo consenso. E questo è il grosso limite. Immaginano che si vada a letto con un foglio e una biro, una sorta di burocrazia sessuale. È incredibile. Non si può ridurre una relazione intima a una sequenza di moduli da compilare. Se proprio un intervento deve esserci, io lascerei da parte il diritto e partirei dall'educazione. Signori, paginone per il Green Pass per fare l'amore a pagina 15 del quotidiano La Verità, per ridere sì, ma anche per pensare a come ci stanno strangolando con la burocrazia questi del Partito Democratico. E qualcuno di voi tra i più grandicelli, sono certo, dice cavolo, abbiamo vissuto così bene negli anni 70-80, quando si poteva provare con una ragazza senza usare violenza, ma naturalmente senza farle del male, mai, però si poteva provare senza paura che quella il giorno dopo dicesse mi ha violentato. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Un vortice depressionario continua ad influenzare il tempo sul nostro paese. Nella prima parte della giornata precipitazioni irregolari ma frequenti, dal nord-ovest verso il Triveneto, arco alpino e versante tirrenico, più asciutto altrove. Nel pomeriggio ulteriori fenomeni potranno interessare il centro-nord ma anche la Campania. Temperature in calo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ogni giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto agli ascoltatori da Alberto Acerbis, ciao a tutti, ben ritrovati allora. Andate, se volete, visitare il nostro sito olioacerbis.com, perché noi siamo in raccolta della bava di lumaca in questi giorni e prepariamo tutto quello che riguarda il mondo elicoidale della chiocciola. Quindi è disponibile lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free per la tosse grassa e la tosse secca, è disponibile gastro free per chi soffre di reflusso gastroesofageo, è disponibile tutta la linea cosmetica per l'inverno alla bava di lumaca, la conoscete benissimo, la Rimas, una crema straordinaria, chiaramente certificata da BioCert Italia, un prodotto biologico. Quindi il mio consiglio stamattina è questo: se avete tempo, se volete, olioacerbis.com, andate a vedere la sezione della cosmesi oppure dell'integrazione, ritrovate un mondo straordinario. Se devo, se posso, se mi va, se volete ascoltarmi, vi voglio bene lo stesso, andate e leggete bene per quanto concerne lo sciroppo alla bava di lumaca bronco free. Guardate, questo è un prodotto che noi produciamo e consigliamo da 22 anni. Chi ci segue da tanto tempo lo sa, forse anche di più. Quindi olioacerbis.com, sezione, se volete l'olio lo ordinate, se volete
i prodotti della bava di lumaca, compreso Gastro Free per chi soffre di gastrite, chi soffre di reflusso gastroesofageo, e in modo particolare dovete focalizzarvi secondo me su Bronco Free. Leggete e poi potete ordinare anche da lì. olioacerbis.com. Scrivete come ci è conosciuto Radio Libertà, perché io vi faccio un bellissimo regalo, perché lo meritate. Grazie, buona mattina, in alto i cuori, avanti tutta, Maimula Tenardur, ci vediamo alla prossima. Ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Come cowboy davanti al fuoco, siamo qui, la tenda è già piazzata là, il sole nascerà, parleremo di noi, è una bella sensazione. Con la chitarra è pronta una canzone. Siamo noi, quei due ragazzi che vedi in quella fotografia. Siamo solo un po' cresciuti e comunque sia. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, sembra migliore. Come cowboy davanti al fuoco, che senso di libertà, il fuoco è ancora acceso, e forse anche per noi è giunto il momento della riappacificazione, e comunque sia. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, sembra migliore. Run the stage tonight. Run the stage tonight. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, perché la luce della fiamma illumina il nostro buio interiore. Davanti al fuoco tutto sembra migliore, sembra migliore. Avete notato che la sto pompando questa Davanti al fuoco, la nuova canzone di Matteo Villa, artista disabile che ci è venuto a trovare domenica scorsa a Pontida e che esce proprio domani, giovedì. Questo pezzo, Davanti al fuoco, è scritto da Matteo Villa, interpretato da Matteo Lendo Lenotti, e il nuovo artista, questo connubio di Villa Lenotti, si chiama proprio così, Villa Lenotti. Dovete cercarlo così su YouTube a partire dalla mezzanotte, quando uscirà questa nuova canzone molto molto orecchiabile e che, devo dire, trasmette tanti concetti belli. Perché è bello ritrovarci davanti a un fuoco, faccia a faccia, rivederci,
perdonarci, parlare insieme. Sono quelle cose che quasi non si usano più fare. Terribile questo periodo, veramente. 8:37, invece noi parliamo, facciamo un po' quello che faceva Charlie Kirk, guarda un po', lo facciamo da 20 anni. La nostra radio si chiama Radio Libertà e per entrare in onda, in isonda con noi, basta inviare un messaggio WhatsApp al 340 67 09 659 e ragazzi, questa mattina siete veramente tosti e invece mi sei simpatico. Questo è quello che dicevo che era del PD. Mi sei simpatico, se no non ti ascoltavo la mattina. Dico solo che dai le notizie belle confezionate, non sei obiettivo. Parla dei cori razzisti a Pontida. Su! Ma veramente ne ho parlato, proprio ieri c'era un titolo su non so quale quotidiano, ne parlo e come, però ragazzi, sono i cori dello stadio quelli, ok, se non si possono più fare cori dello stadio, vietato cantare, fai una legge. Guarda che San Francesco lo aveva il bastonatore, eccolo lì, so. Infatti dicono che fosse di sinistra San Francesco. Buongiorno, questo è un governo di senza palle, infarcito per di più di Forza Italia traditori. Parlare e mai agire come si sta facendo fa solo incazzare. Loro invece agiscono senza parlare per niente, come sento in questa ridicola rassegna stampa. Grazie Gino per il tuo amore, però è vero, cioè noi facciamo, quelli di Forza Italia tirano il freno a mano, direi quasi su tutto. Ciao Sammy, Alberto Novarese, una meditazione mi permetto di farla io. No, questa l'ho già letta prima, Sì, scusami, l'ho già letta prima, perdonami. Sta arrivando l'ora che la Russia userà l'atomica. Oddio mio, tocchiamoci tutti quanti. Ci siamo. Farà come l'America col Giappone per fare finire la guerra. Se l'ha fatto l'America col Giappone, può farlo anche la Russia. Voilà, Legher, Tajani si è permesso di dire che la Salis non è una terrorista, è vero, e peggio, odia l'Italia e la nostra Costituzione. Per colazione oggi, penne all'arrabbiata. Ok, l'avevo capito, certo, ma mi fa piacere tenervi compagnia, durante le penne all'arrabbiata ci sta Sammy Varin. Mi sembra che alla Lega sia stata già chiesta di pagare una cauzione quando hanno fatto una manifestazione, dunque per la Lega vale tutto? Brava Clara, c'ero anche io. Se ti lanciano bombe carta e ordigni artificiali con chiodi e pezzi di vetro, la tua intenzione è uccidere. Dovremmo dichiarare terroristi e terrorismo tutte queste organizzazioni violente e queste manifestazioni. Serve cambiare le regole di ingaggio. La polizia dovrebbe essere autorizzata all'utilizzo di proiettili di gomma e bombe stordenti, ci scrive Gianluca. Questi sono i vostri WhatsApp al 340 6709 659. Buongiorno, sono d'accordissimo sulla proposta normativa di cauzione per chi organizza manifestazioni. E poi c'è un messaggio audio sul cursore, sentiamo cosa dice. Ciao Sammy, sono Walter. Io avevo un amico che si divertiva a fare gli scherzi agli animali dello zoo, quindi quelli dentro dei confini, associamoli a Israele. Andava dai leoni, col bastoncino li toccava, andava dalle tigri, gli tirava della carta. Un certo giorno questo fenomeno, chiamiamolo flottiglio, ha trovato la gabbia aperta e lui non se n'era accorto ed è andato dal leone e gli ha ripetuto lo scherzo che gli faceva la settimana prima. Adesso quel mio amico riposa nel cimitero monumentale di Milano con scritto "il coglione che rompeva i coglioni agli animali". Ma se andate a rompere i coglioni agli israeliani, cosa pensate che facciano? Ve l'hanno detto già prima che partiste. Speriamo bene, chiaramente. Per il momento li fanno scoppiare qualche petardone, polvere urticante. La flotilla appunto è stata attaccata nella notte. Più tardi ancora i vostri messaggi, grazie, siete tostissimi, vi amo. Ma vi ricordo appunto oggi sulla Verità, l'unica che parla del Green Pass dell'amore. Il Green Pass per fare l'amore lo propone il PD con la Boldrini. Uomini, dotatevi di registratore, che poi ce l'abbiamo, registratore, ogni nostro telefonino è un registratore. Però ragazzi, ma io voglio tornare negli anni '80, per piacere.
piacere. Dove vado? Dove vado? Cosa mi richiedete? Sì, dai, amici bacchettoni. E oggi che c'ho la Christian Music, no, domani, una volta alla settimana, ragazzi, io passo un artista cristiano che canta Christian Music. Domani ne ho uno. Pace oltre i muri, scrive Avvenire in apertura, parlando dell'appello dei vescovi italiani da Gorizia, sloveni, croati. Questo luogo dimostra che è possibile. Più tardi, più in basso però, c'è migranti. Trump spaventa l'Unione Europea, ma c'è chi rischia per aiutarli. Il presidente nel suo intervento contro l'ONU vi seppelliranno. Di spalla il reportage sulle difese fai da te contro i russi. L'Ucraina schiera le reti antidrone. Ecco qui la fotografia, ma serviranno? Attenzione, reti antidrone, recita la scritta sul cartello rosso. Nei diroccati villaggi lungo la riva che da Kherson risale per chilometri il Dmitro, l'ultimo riparo è dentro alle immense voliere. Qui si muovono alla svelta e con il naso all'insù gli irriducibili residenti che di evacuare non ne vogliono proprio sapere. Per sopravvivere da persone libere ci siamo rinchiusi dentro alle gabbie, dice Alla. Le chiamano le nostre gabbie, reti da pesca posate tra i tralicci, srotolate dal tetto di un palazzo fino a quello di fronte. Chiusi nelle reti da pesca. E così sperano naturalmente di salvarsi. Vado sul quotidiano e mi manca dopo Repubblica ci vuole La Stampa. Vediamo un po'. In centropagina chiaramente Punto Cardinale. Protagonista degli anni d'oro del cinema, è scomparsa a 87 anni, fu Angelica nel Gattopardo, è morta la Cardinale. In taglio alto, ONU, il veleno di Trump. Il presidente al Palazzo di Vetro: ho messo fine a 7 guerre, merito il Nobel. Meloni: condivido molte cose, noi mai ambigui su Kiev. Migranti e Green Deal, l'Europa va all'inferno. Poi vede Zelensky: la NATO abbatta i jet russi se sconfinano. Di spalla, ricordo di Kirk, comizi alla Camera, prima di lui solo Mandela e un papa. Immunità confermata, Salis salvata dall'Unione Europea, lite nel centrodestra. Ilaria Salis vince il primo round contro Viktor Orbán nella partita per conservare l'immunità parlamentare. Utile evitare l'estradizione in Ungheria, dove è accusata di lesioni e dove rischia un processo che le può costare fino a 24 anni di carcere. La Commissione Affari Giuridici del Parlamento UE ha respinto la richiesta di revocare l'immunità presentata alle autorità ungheresi. Il buongiorno di Mattia Feltri si intitola Sovranamente. Ve ne leggo qualche riga. Il Parlamento europeo al primo passaggio in commissione, secondo sarà ottobre in aula, ha confermato l'immunità per Ilaria Salis. Ne sono felice, anche se conservo l'impressione che lei stessa abbia capito poco di quello che è capitato. Infatti dice di aver apprezzato la scelta con cui è stata messa a riparo dalla persecuzione politica del regime di Orbán. Ecco, la stessa UE ha spesso avuto da ridire sullo Stato di diritto ungherese, ma non si è mai spinta a dichiarare Viktor Orbán un satrapo, sebbene i più suppongano che lo sia, anche perché bisognerebbe trarne le conseguenze piuttosto serie. Del resto, se l'immunità fosse stata confermata per proteggere Ilaria Salis dalla persecuzione di un regime, avremmo un bel problema. L'Europa che salva un parlamentare dal satrapo e non salva 10 milioni di ungheresi, cioè 10 milioni di cittadini dell'Unione. Qua mi fermo, se volete andate avanti voi. Trump contro tutti, paginone a pagina 2, pagina 3 del quotidiano La Stampa, che addirittura tira fuori la fisionomica, ecco una bella canzone di Franco Battiato, fisionomica di un leader che ha sempre ragione. La sua mimica facciale fa riscoprire l'ombroso, un capo torvo e punitivo, eccolo qua. Il look della elite trampiane ricorda i nuovi padri fondatori della notte del giudizio. Se la prende anche con l'addetto al gobbo che non funziona, avrà guai seri, signori, tutti
brutta da leggere, se avessi tempo, la pagina 3 del quotidiano La Stampa, che tira in ballo la fisionomica di Trump. Giro ancora da ricordo di Kirk agli scontri di piazza alla Camera, un giorno di propaganda. La seduta si esaurisce in un giro di accuse reciproche di odio e strumentalizzazione, cortei per Gaza compresi. Alessandro Cremonese, Fratelli d'Italia: Charlie Kirk aveva in mano un microfono, l'unica sua vera arma insieme alle sue idee. Guarda caso, in questo momento ce l'ho proprio qui anch'io il microfono. Gianni Cooperlo, deputato del PD: Kirk era un uomo che come tutti aveva il diritto di pronunciare anche delle bestialità, ma non era un simbolo della libertà. Riccardo Ricciardi, capogruppo 5 Stelle: non ci presteremo a questa vergognosa operazione politica. 3/4 di persone qui 2 settimane fa non sapevano chi era. Giro pagina. Una pagina, è incredibile ragazzi, se ne sono ricordati, che si va al voto il 28 settembre, solo il 28 settembre, anche in Valle d'Aosta. Siamo a pagina 18 del quotidiano La Stampa, paginone sulla Valle d'Aosta, autonomisti in trincea, il centrodestra all'assalto del fortino Valle d'Aosta. Urne aperte il 28 settembre, per la prima volta Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia corrono insieme. Le liste collegate che supereranno il 42% avranno il premio di maggioranza. Staremo a vedere, perché in Valle d'Aosta sappiamo c'è l'incognita autonomisti, così come in Sardegna, che poi votano tutti PD naturalmente. Giro pagina, signori, con tanti WhatsApp che stanno ancora arrivando e vi ringrazio, al 340-6709-659. Non abbiamo ancora letto la prima pagina del quotidiano Libero. L'asse Meloni-Trump all'ONU, piani verdi, truffa del secolo. Il presidente USA lascia a bocca aperta il Palazzo di Vetro. Gli allarmi climatici arricchiscono chi inquina. La vera emergenza sono gli immigrati. E il nostro premier si schiera con Donald. Georgia sfida l'opposizione. Riconoscere la Palestina? Sì, ma a 2 condizioni. Ilaria Salis salva per un voto, niente processo per i pestaggi, l'ira ungherese. E poi Daniele Capezzone, le violenze minimizzate, tanti bravi ragazzi, così la sinistra assolve la guerriglia di Milano. E ancora, saluto del Colle agli agenti feriti, il caso dell'osservatore romano, il Vaticano sminuisce l'assalto alle stazioni. Chico resta in carcere, i dubbi sulla sentenza, negata la libertà condizionale. Richiamo in prima pagina sul quotidiano Libero, che poi dedica un paginone all'interno. Riconoscere la Palestina sì, ma a 2 condizioni. Per PD e 5 Stelle sono solo giochi di prestigio. Avanti ancora con le notizie, sulla Scandinavia piovono droni russi e poi, guarda qui, in Iran ne impiccano 4 al giorno. A morte spacciatori e nemici di Dio. La denuncia: 1000 esecuzioni da gennaio. Nella classifica mondiale della pena capitale il primo posto è saldamente della Cina, secondo regime sciita che la settimana scorsa ha mandato al patibolo 6.464 condannati. L'Iran degli Ayatollah non è solo nucleare o petrolio, odio contro Israele, proxy ormai quasi definitivamente estinti, e anche repressione interna, terrore e pena capitale. Ne parla Carlo Nicolato quest'oggi in un bel mezzo paginone sul quotidiano Libero. Se anche il Vaticano sminuisce gli assalti dei Propal alle stazioni. L'incredibile editoriale sull'Osservatore Romano: ridurre tutto alle isolate violenze non rende giustizia a una grande mobilitazione, ha scritto ieri l'Osservatore Romano, ma se si va in piazza al grido di blocchiamo tutto, i disordini sono probabili, puntini, puntini, puntini. Dimenticata da tutti, ma non dal quotidiano Libero, pagina 11, la mattanza dei cristiani
dimenticati dall'Occidente, i martiri di Asia e Africa. La Santa Sede ha raccolto oltre 1600 casi di persecuzione violenta dal 2000 in avanti e all'elenco mancano ancora molte testimonianze. Un bel paginone a pagina 11 di Libero. Sono oltre 380 milioni i credenti costretti a subire violenze e discriminazioni per la loro fede. Le chiese sono nel mirino dei terroristi islamici in Nigeria e in India si vieta la conversione. Elly prova a caricare il PD, ma rischia di restare sola. Si parla della direzione nazionale del PID a pagina 15 del quotidiano Libero. La segretaria Dem silenzia il dibattito, non c'è tempo per le polemiche, bisogna attaccare il governo, riformisti tentati dal divorzio, evento a ottobre. L'alternativa al governo è una realtà concreta, il PD è il perno della coalizione, l'illusione dell'alternativa di sinistra. Verso il voto alle regionali, per vincere serve unità fuori e dentro al partito, ce la possiamo fare. Poi per voi fan di Saviano, signori, oggi sul Libero l'ultima dello scrittore ospite a Il Cavallo e la Torre, Saviano dice il mondo maga dietro l'assassinio di Kirk. Tutto vostro questo articolo oggi sul quotidiano Libero, che avete ben capito è tra quelli papabili, in senso buono, certo. Manca il Corriere? Andiamo sul Corriere. Trump, attacco a ONU e Europa. L'assalto alla centrale, corteo pro-Pal, quei liceali finiti in cella. L'ira dell'Ungheria, immunità, primo sì a Salis per un voto. E ancora Massimo Gramellini che scherza su Macron, lui saprà chi sono io, il suo caffè scherza sul fatto che Macron sia rimasto bloccato in auto perché c'era il cordone di protezione di Trump e allora ha chiamato Trump dicendo sono bloccato con la macchina e lui ha detto arrangiati. Liti e ammutinamenti. La flotilla si spacca tra islamici, e attivisti gay. Se ne è accorto anche il Corriere dopo qualche giorno. Pagina 6 oggi. La portavoce italiana, da noi accoglienza verso tutti. Tra 5 e 6 giorni al massimo la Global Sumud Flotilla arriverà davanti alla striscia di Gaza dopo aver bocciato la proposta israeliana di trasferire in modo coordinato e pacifico gli aiuti umanitari nel porto di Askelon. La missione però registra le prime divisioni, scrive oggi il Corriere, un po' in ritardo. Qualche giorno fa il coordinatore tunisino, l'islamico Khaled Bougemaa, si è dimesso per protestare contro la presenza di attivisti LGBTQ+ sulla flotilla, tra cui Saif Ayadi, che si definisce queer. In 2 video su Facebook resi noti dalla rivista Courrier de l'Atlas, Bougemaa ha accusato gli organizzatori di avere nascosto l'identità di alcuni partecipanti, in particolare gay, che a suo dire non hanno nulla a che vedere con la causa araba palestinese. L'accusa è rivolta a Wael Nawar del comitato direttivo della flotilla e considerato vicino ad Hamas, tanto che a giugno ha visitato gli uffici algerini dell'organizzazione terrorista. Hai commesso un grande errore, gli dice Khaled in un video. Ha imbarcato persone omosessuali. E prosegue l'articolo sul quotidiano Il Corriere. Domande e risposte, riconoscimento di uno Stato perché non è quello che vuole Hamas. I terroristi contro la convivenza auspicata dalla comunità internazionale. Greta Privitera oggi un mezzo paginone abbondante sul quotidiano Il Corriere. Che giro perché mi sento felice e confortata. In privato ho avuto il sostegno di colleghi del centrodestra. In privato i colleghi del centrodestra gli hanno detto brava la Salis, l'eurodeputata, ma aspettiamo il voto della plenaria. Chiaramente io mi chiedo quali colleghi di centrodestra. Non fatemi piangere. Le reazioni, Lega contro i popolari. Polemica su Calenda, lei va a spaccare le teste, il padre deve scusarsi, me l'ero dimenticato il padre della Salis, è vero, è quello querela. Dall'evocazione del Duce alle BR, così la Camera si infiamma su Kirk, titola ancora il Corriere all'interno. La seduta voluta da Fratelli d'Italia, Ciriani, non mi pento delle mie parole, il PD
fate solo propaganda. Un po' più in basso l'intervista a Bannon, il funerale lo dimostra, il nazionalismo cristiano è la forza più potente, una nuova onda MAGA. Steve Bannon, 71 anni, ex dirigente d'aziende e banchiere, ha diretto il giornale online di estrema destra Breitbart News, è stato capo stratega della Casa Bianca nei primi 7 mesi del primo mandato presidenziale di Trump. La stretta di mano tra Donald e Musk, il presidente ha sminuito Musk, è ateo, gli oligarchi tech sono progressisti pagani. Se vi interessa, oggi ne parla, lo intervista il quotidiano Il Corriere, che poi cerca di capire chi ha fatto cosa l'altro giorno a Milano. Pagina 14, il doppio assalto alla centrale, 5 in cella, anche 2 minori. Milano, l'attacco degli studenti, poi in Maranza, solidarietà di Mattarella agli agenti feriti. Domande e risposte, quanti anni di carcere si rischiano per i disordini? Bolle alla Scala, Gaza stop al genocidio. La protesta stop al genocidio è la scritta comparsa ieri sera alla Scala dopo il bolero di Bejar con protagonista l'attuale Roberto Bolle. A fine spettacolo tutti i ballerini si sono uniti sul palco con in mano 3 bandiere della Palestina. Dal liceo al centro sociale, chi sono gli arrestati? Ma si cercano in Maranza. Sì, la cosa strana appunto che quelli che hanno distrutto li hanno lasciati scappare, no? Video al settaccio per individuare i protagonisti della guerriglia. Guarda qua che foto oggi sul Corriere, Prendere alcuni episodi sicuramente da condannare per silenziare un movimento contro un genocidio di cui voi siete complici è vergognoso, dice Ricciardi, capogruppo dei 5 Stelle. Poi c'è la Braga, capogruppo del PD. Abbiamo sempre condannato episodi di violenza, ma non è accettabile non riconoscere che quello che è accaduto ieri è un atto di coscienza collettiva. Ma si cercano in Maranza, che sarebbero quelli che hanno approfittato di tutto questo. Fermi tutti, il centrodestra a Milano, niente vincoli sul candidato, ma un civico per ora non c'è. Oggi il quotidiano Il Corriere a pagina 17 intervista Ignazio La Russa, presidente del Senato. Veneto alla Lega e Lombardia a Fratelli d'Italia? Non lo escludo. 4 anni fa il centrodestra è arrivato in extremis alla scelta del candidato da opporre a Sala con risultati disastrosi, fa notare Maurizio Giannattasio del Corriere. Presidente La Russa, a che punto siamo? Prima si deve risolvere la partita delle regionali e vista l'importanza di Milano è giusto che la proposta parta dalla città. Sono convinto che la scelta non debba essere affidata a un vertice nazionale, anche se è corretto che la parola finale sia dei leader della coalizione. A Giorgia Meloni ha detto una sola cosa. Cosa? La mia opinione è che non si possa partire ponendo la questione se debba essere un candidato civico o politico. Stiamo a vedere, intanto oggi finalmente qualcosa si muove sul Corriere, pagina 17, paginone con l'intervista sui prossimi candidati, prossimo candidato del centrodestra a Milano, intervista a Ignazio La Russa. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Ultim'ora, sfiorata la tragedia al circo itinerante Rottincuore. La donna cannone è stata accidentalmente catapultata nella gabbia dei coccodrilli. Si sospetta un complotto orchestrato dalla stessa vittima per proclamarsi martire. Sentiamo la sua versione.
E adesso parlo io, che ho tante crepe qui nel petto. I giapponesi sanno tutto, mettono l'oro a un vaso rotto. Lo voglio fare pure io, ma non mi basterà un lingotto. Io avrei spaccato il mondo, ma il mondo ha spaccato il mio stronzo vasetto. Ti ringrazio dopo tutto, che ogni ferita è una gran scuola. So così vivere d'assenze, che ci ho fatto una carriera. Rivoglio la bottiglia piena, rivoglio l'innocenza scema, rivoglio me prima di te. Non lo so cosa ho dentro, non lo so e non mi importa tanto. È felice chi ci crede e io credo sempre a tutto. Devi abbattermi per dirmi ti ho distrutto. Guarda che sono felice e guarda qui che pace, perché ti voglio togliere tutto, pure la prova che ti ho amato tanto. Ma io sono felice, chi ha visto mai la pace? Se intorno a me tutto crolla di nuovo, sai cosa faccio? Ammiro il cielo. Io sì che sto da Dio, che ci credo da impazzire. Io che avevo così sete che ho lanciato giù il bicchiere. Sto benissimo e siccome non potrò cambiare cuore, non potrò fare altro che cambiare versione. E tu cosa ti credevi? Di trovarmi stesa a terra? I rotti in cuore come me ci sanno fare con la guerra. E sbagliare ho sbagliato, di me resta ogni peccato. A volteggiare come piume a vuoto. Non lo so cosa ho dentro, non lo so e non mi importa tanto. È felice chi ci crede e io credo sempre a tutto. Devi abbattermi per dirmi ti ho distrutto. Guarda che sono felice e guarda qui che pace, perché ti voglio togliere tutto, pure la prova che ti ho amato tanto. Ma io sono felice, chi ha visto mai la pace? Se intorno a me tutto crolla di nuovo, sai cosa faccio? Ammiro il cielo. Dal mondo ho avuto il peggio e mi è pure piaciuto. Non la meritavo la mia sensibilità. Adesso guarda qua come mi sono ridotta per la felicità. Guarda che sono felice e guarda qui che pace, perché ti voglio togliere tutto, pure la prova che ti ho amato tanto. Ma io sono felice, chi ha visto mai la pace? Se intorno a me tutto crolla di nuovo, sai cosa faccio? Ammiro il cielo. Dai, è una canzone che mette un po' d'allegria e un po' di nostalgia. Sono felice, si intitola così l'ultima canzone di Romina Falconi. Oh, ha cantato domenica scorsa qui a Milano ai Magazzini Generali, un Sanremo Giovani nel 2007, corista di Eros Ramazzotti nel tour mondiale al 2009 e per anni. Oh ragazzi, ha fatto cose incredibili in questi ultimi tempi. Romina Falconi poi ama molto fare la radio, ho sentito? Bene, la inviteremo, ma intanto potete riascoltare questo pezzo su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube scrivendo Sono felice. Romina Falconi. Il buongiorno si sente dal Varin. Accidenti, purtroppo non sarà con noi quest'oggi Alessandro Morelli, il sottosegretario è impegnato, ma lo salutiamo caramente, soprattutto l'abbiamo visto tutti quanti domenica scorsa a Pontida. A un certo punto è venuto lì al gazebo di Radio Libertà, mi ha detto: Sammy, mi dai la maglietta di Radio Libertà? Si è tolto la giacca, si è messo la maglietta di Radio Libertà e l'ha tenuta per tutto il giorno, tenendoci compagnia al nostro gazebo. Quindi ben venga, ma soprattutto benvenuti voi.
su Radio Libertà, chi ci segue nella replica che spesso e volentieri gira nel corso della sera o della notte. Benvenuti a quelli che ci ascoltano sulla banda DAB della radio, certo, molto più comodo ormai in tutte le radio recenti, e c'è dentro il DAB. Schiacciate DAB, non FM, non AM, schiacciate DAB e saltano fuori un fracco di radio nuove, tutte in ordine alfabetico, non ci sono più le frequenze nel DAB. La stessa cosa nell'autoradio, se avete comprato un'auto negli ultimi 3, 4, 5 anni, trovate sicuramente la banda DAB e sentite Radio Libertà senza disturbi in tutta Italia senza utilizzare il vostro telefonino. Chiaro che poi siamo ovunque sul sito radiolibertà.net, potete anche approfittare per sbirciare il nostro sito e i commenti che ci sono da ogni parte, commenti assolutamente inediti che gli altri giornali non scrivono, perché diciamo cose particolari, diciamo così, e poi naturalmente l'applicazione. Certo, scaricando l'applicazione sul vostro cellulare è forse la soluzione migliore, perché ci potete accendere e spegnere quando e come volete, ma teneteci accesi. Pochi minuti apro anche le linee allo 0292947222, visto che non abbiamo Morelli, ma intanto volevo parlarvi di una notizia un po' sottaciuta quest'oggi sui giornaloni, ma che compare sulla stampa locale del Veneto. Mi riferisco a l'Arena di Verona, ad esempio, che mette come titolo principale Zaia in campo, capolista della Lega in tutte le province. Il governatore rompe gli indugi, esce il manifesto. Zaia, capolista per la Lega in ogni provincia, a pochi giorni dalla convocazione delle elezioni regionali per 23 e 24 novembre, ieri è comparso nelle città del Veneto il nuovo manifesto per Luca Zaia, che di fatto apre la campagna del presidente uscente verso le regionali. Non ci sarà quindi una sua lista, scrive oggi l'Arena di Verona. Per saperne di più vi faccio vedere anche il manifestone che ricalca quello del 2020. Ecco qua, siamo sul Corriere del Veneto, Venezia e Mestre, regionali, Zaia scende in campo. Ieri nelle città venete sono comparse delle maxi affissioni che ricordano da vicino i manifesti elettorali delle regionali 2020. Stesso blu di sfondo, stesso claim, l'impegno continua e soprattutto stesso protagonista in primo piano, Luca Zaia. Cambia solo lo slogan principale: Veneto, sempre. L'impressione è che corrisponda a una sua discesa in campo per le regionali, ma non c'è ancora l'ufficialità. Ne sapremo di più certamente nelle prossime ore. Intanto, se avete ascoltato Sammy Varin, lo sapete in anteprima. Dove vado? Il Fatto Quotidiano. Ci mancava la collection dei titoli di quest'oggi. In taglio alto, Trump tra i deliri, tregua a Gaza, abbattere mig russi, il discorso all'ONU, poi Meloni, timida apertura alla Palestina, ho risolto 7 guerre, Nazioni Unite inutili, attacchi su migranti, clima, vaccini, Biden, poi vede Zelensky, Trump, vuole riconquistare territori, e la premier Meloni che dice Stato sì, ma senza Hamas. Il titolo principale è invece per Giorgio Parisi, il Nobel intervistato al Fatto. La piazza ha parlato chiaro, sanzioniamo Israele e togliamogli le armi. Il governo finge, parla il grande fisico, non colpire cultura e scienza israeliane e russe. Le opposizioni spieghino alla gente cosa rischia il mondo. Questo è il titolo principale del quotidiano Il Fatto Quotidiano. Apriamo le linee, dai. Apriamo le linee. Chi vuole parlare con Sammy Varin chiami ora per commentare le notizie del giorno, per commentare quello che scrive oggi La Verità, che è quasi uno scoop, anche se la proposta è vecchia, ma è stata rinvigorita dalle brutte cose che succedono. La Boldrini, certo, che chiede una specie di Green Pass a tutti quelli che fanno l'amore. Quindi dovrete fare un certificato voi donne, ma anche
voi uomini, insomma, che non cercherete di fare l'amore se la donna non vuole, e voi donne un certificato, una documentazione, insomma, che dica che voi lo volevate veramente fare, avevate voglia di farlo. Chiaro che poi ci sarà il soddisfatti o rimborsati, se alla fine uno non finisce come potrete protestare dicendo no, mi ha violentato. No, non scherziamo su queste cose, Sammy, sono cose gravissime, però ragazzi, noi grandicelli rimpiangiamo gli anni 70-80, che poi magari succedevano anche a quei tempi le brutte cose, però forse ragazzi si dava un po' più coraggio anche di esistere. Chi vuole parlare con me? Di che cosa volete parlare con me? Chiamatemi 0292 94 7222. Questa è la cartina tornasole di come questa radio sia libera. Non ci credete? Provate anche voi. Chiamate 0292 94 7222. Sentirete il regista che risponde e poi una musichetta che suona lui stesso che vi intrattiene per qualche minuto finché non sentirete la mia voce nella cornetta telefonica, e lì vuol dire che siete davvero con Sammy Varin. Facciamo la prova? Io dico pronto e voi dite pronto? 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 Uela. Pronto, mi senti? Ciao Sammy, ti sento molto pimpante, per cui è una vita che non mi fa piacere. Ci sentiamo, anche non ho più occasione di ascoltare molto la radio per alcune problematiche. Comunque sei tornato il Sammy Varin una volta, mi fa molto piacere. Senti, argomento polizia. Vorrei, naturalmente il ministro Piantedosi non mi può ascoltare, fai conto come se parlassi a lui. Egregio ministro, solidarietà per carità ai poliziotti feriti, ma io vorrei solamente capire una cosa, la diversità di comportamento della polizia nei riguardi delle masse. Quando ci sono questi simpatici manifestanti li vedo abbastanza molli, no? Infatti vedo molti feriti che hanno completamente la solidarietà. Quando si tratta invece di andare contro anche fisicamente a delle veramente persone pacifiche che protestano contro il taglio degli alberi, contro la discriminata scempio ambientale che fanno in certi parchi qui a Torino al Mesino, e non mi sta più bene, perché devi sapere, caro Sammy, che ci sono agenti antisommossa quasi costanti nelle aree verdi a difesa delle costruzioni di impianti sportivi, tutte robe che vanno completamente a devastare l'ambiente. Ci sono persone che protestano e sono state randellate. Allora, signor Piantedosi, cerchiamo di essere un pochettino forti con i forti e deboli con i deboli, se no non andiamo bene. Ciao caro Sammy. Grazie per portarci nuovi argomenti. D'altronde questa è l'ultima delle radio ancora libere e veramente potete parlare anche del vostro territorio, di quello che accade, di tanti allagamenti e inondazioni che ci sono stati in questi giorni, compresa naturalmente Milano, dove ormai siamo ridotti, la Milano del sindaco Sala allagata, la stazione centrale distrutta, e lui ha detto qualche disagio. Urca, qualche disagio, ha detto Sala. Ragazzi, vi rimando al quotidiano Il Corriere, oggi intervista Ignazio La Russa e giustamente si parla delle prossime elezioni a Milano. Non sono domani, ma è il caso di iniziare a pensarci. A un certo punto gli chiedono: Lega e Forza Italia stanno facendo scudo contro l'ipotesi di Maurizio Lupi, il famoso lupo dei lupi. Si scherzano, perché? E risponde La Russa: perché probabilmente vorrebbero un civico, eccetera. Però ragazzi, se passiamo ancora lì a giocare a carte, ora che lo facciamo conoscere questo aspirante sindaco, eccetera, ho capito che perdiamo anche questa volta. Dai, chiamatemi 0292947222. Voi ce l'avete il Green Pass dell'amore? Ne parla oggi solo il quotidiano La Verità, però ci fa molto ridere, anzi veramente molto piangere, soprattutto ragazzi, per i più grandicelli. Se siete divorziati, separati, volete giustamente ricominciare la vita, ma io ci avrei paura, perché esci con una donna e magari divorziata anche lei, dice oh dai, finalmente la volta buona, eccetera, ma quella se gli sfiori la gamba
ti va a denunciare che l'hai violentata, capito? No, non scherziamo mica, ragazzi. Sì, io sono molto patriarcale, assolutamente sì, a casa mia comandano solo le donne, mi sfogo qui, però eccolo qua, ve lo ricordo, a pagina 15 della Verità, un articolo che non vi aspettereste mai dal PD. Il PD ora pretende il Green Pass addirittura per fare l'amore. Speculando sulla condanna per stupro a Grillo Junior, i Dem rispolverano la proposta di legge voluta dalla Boldrini sul consenso, perché aiuterebbe le donne a difendersi meglio nei processi per violenza carnale. Quindi, se uscite con una nuova donna questa sera, che magari vorreste ricominciare una storia o semplicemente si vuole fare all'amore, meglio fargli firmare una bella lettera o dotarsi di registratore, dice oggi Anna Maria Bernardini di Pace, intervistato nella stessa pagina sul quotidiano La Verità. Posso piangere? Non posso, perché prendo la scossa qui con tutti i fili. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Allora, signor Semmi, io oggi semplicemente vorrei chiederle una canzone nuova, una canzone dedicata solo a Pontida. Visto che purtroppo il va pensiero non si sente più, io chiederei, ripeto, visto che lei conosce diversi cantanti, una canzone diretta a Pontida. Grazie e buon lavoro, signor Semmi. Ma grazie, cara. Ma cercami, lo dico a Simone Du in regia, cerca tra le canzoni se c'è un pezzo che si intitola Pontida di un certo Arnaldo Ciato. Non è nuova, ma qualcuno di voi la conosce. 0292947222. Chi vuole entrare in onda? Pronto? Pronto? Buongiorno, Pronto? Ciao. Buongiorno, ciao Semmi, sono Giulia da Como. Ui. Semmi, io mi sto chiedendo come un Parlamento europeo possa salvare un essere. Avrei 100.000 epiteti per definire questa persona vomitevole, no? Significa che lì c'è talmente tanta corruzione che vogliono tutti salvarsi le terga e creare un qualcosa, un domani, in maniera che a un certo momento sono tutti protetti, perché oggi ormai si può fare di tutto lo schifo del mondo oggi è ammissibile e purtroppo si va avanti così e questa cosa non si risolve in nessun campo, perché veramente è diventato una cosa ignobile, di una immoralità generale veramente da vomito. Ciao Semmi, buona giornata. Grazie. Meditate, gente, meditate. Noi vi facciamo pensare. È chiaro che dovete entrare in onda con noi. Dai, siete tra il gnacca e il petacca, indecisi, chiamo o non chiamo, ma dopo cosa mi dicono, dopo cosa mi fanno? Ma niente, quello che sentite in onda non è niente, non è nulla di quello che potrebbe accadere se mi chiamate allo 0292947222 e mi dite ciò che volete su qualunque argomento. È così facile. 0292947222. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao, sono Marco da Settimo Torinese. Poi Marco. Ciao Semmi, ciao a tutti. Senti, 3 cose veloci. Primo, vomito sulla commissione Iuri. Ecco, perché quella decisione è oscena. Secondo, flottiglia, ma vogliamo capire che se vi avessero bombardati con dei droni veri, quelle barche sarebbero in fondo al mare e non in navigazione? Un attimino di pensiero bisogna farlo a queste cose qui. E terzo, ho letto che a Venezia hanno arrestato più di 200 tra borseggiatrici e borseggiatori, ma nessuno in carcere, e questo perché la legge Cartabia prevede che non ci sia la procedibilità d'ufficio contro questi reati. Ma visto che questa cavolo di legge non funziona, la vogliamo emendare o abrogare? E vedi le parole sante, grazie caro, le parole sante. Il problema è, allora, io sono già un po' pancione, pesantone, eccetera, ma
al governo sono elefantiaci, e cioè qualunque scelta ci si muove, ragazzi, con una lentezza. Ma poi se lo chiedi, e siamo tutti d'accordo che va cancellata, va cambiata questa legge Cartabia, perché in effetti, insomma, se ci vuole la denuncia per tutte queste zingarelle che rubano, eccetera, cioè dobbiamo fare i salti mortali, ci vuole la denuncia, non vengono denunciate perché poi chi viene derubato deve ripartire immediatamente, eccetera, e queste se ne vanno tranquillamente in giro. C'è voluto il decreto sicurezza della Lega per cambiare qualche cosa, ma che fatica. 0292947222. Chi vuole entrare in onda chiami adesso. Pronto? Pronto? Ciao. Ciao Sammy, sono Marco. Ciao. Ciao. Ascolta un attimo per quello che riguarda la mia povera Milano, dove purtroppo e per fortuna non abito più. Ma l'esercito non può prenderli, accerchiarli e portarli in Albania, dove i centri di detenzione dovranno pur servire a qualcosa, visto che sono stati fatti e ci sono i giudici che non ci fanno andare gli immigrati, ci facciamo andare i delinquenti, i terroristi italiani. Sbaglio? Ah, grazie. 0292947222. Chi vuole andare in diretta può farlo in questo momento, è un'occasione veramente unica. Pronto? E io l'occasione veramente unica la colgo. Sono il Walter. Ciao Sammy. Oi Walter. Ciao. Volevo dire un consiglio alla Boldrini: il Figa Pass lo faccia anche in arabo, pakistano, indiano, lo faccia in più lingue, perché noi lo sapremo leggere in italiano, ma gli stupratori che normalmente vengono da quei paesi magari non lo sanno leggere, quindi consiglio anche quelle lingue nel Figa Pass. Orwell dovrebbe scansarsi e mettersi in corsia di emergenza. La seconda cosa è questa: mi ricordo di un papa che è precedente a questo, che parlava di fare i ponti. Ecco, io direi ha ragione, però dovremmo fare tanti ponti ma levatoi. Nel senso, quando ci rompono i coglioni alziamo il ponte e andate a farvi fottere. Ciao Sammy. Grazie. In diretta e senza filtro con Radio Libertà. Chiamate ora lo 0292947222. Entrate in onda su qualunque argomento. Legge Cartabia, la salvatrice dei corridoi di giustizia che volevamo. Presidente della Repubblica, è vero. Sai, ci abbiamo provato, perché altrimenti votare subito Mattarella. Pensiamoci bene, le opposizioni ci vogliono portare alla guerra civile, prepariamoci. Sulla proposta della Boldrini, sono concorde per scrivere e firmare documenti ogni uscita con la Boldrini. Non scherzare, assolutamente niente di personale. Buongiorno Sammy, con la proposta di legge Boldrini rischieremo di trovare al posto dell'amore uno scanner. Guarda, te l'ho detto, mi fa una paura, ma ve la faccio rinquadrare. Eccola qua sul quotidiano La Verità. Simone, facciamola vedere. Il PD ora pretende il Green Pass addirittura per fare l'amore. Cioè già sul Green Pass abbiamo fatto tante cazzate, ce ne siamo accorti in ritardo, ma il PD, che è campione della burocrazia, l'ha inventata lui la burocrazia, ora per non rischiare dice no, ci vuole il certificato, no, che lo vuoi fare davvero, e chiaramente poi ci sarà il soddisfatti o rimborsati, per cui se non è andata come volevi puoi sempre dire non sono soddisfatta, mi ha violentato. Stiamo scherzando, ma qui non si scherza. Pagina 15, speculando sulla condanna per lo stupro a Grillo, i Dem rispolverano la proposta di legge voluta dalla Boldrini sul consenso per fare l'amore. L'iniziativa lascia intendere la necessità di normare le uscite galanti, e Anna Maria Bernardini De Pace: uomini, dotatevi di registratore. Con Fabio Amendolara, ragazzi, oggi il quotidiano La Verità riesce persino a strapparci un sorriso. Ciao Sammy, il consenso firmato per fare sesso, quindi l'istituzione di un percorso burocratico, comporterà anche l'obbligo di fare un corso di formazione in merito. Un corso di formazione.
Ti daranno il foglio rosa se lo sai fare bene. Piango. Ciao Sammy, ma per andare in Camporella bisogna chiedere il certificato anche ai contadini per occupazione del terreno. Davide, non si va più in Camporella ormai. Sam, vi ricordiamo anche che senza bollo da Euro 16 la certificazione è nulla. Fanculo, m'han beccato. Gli israeliani non sono mica gli italiani, quelli fanno sul serio, scherza miane. Quando abbatteranno i jet russi vedranno che sono ucraini. Vedete quante meditazioni. Sono d'accordo con la Boldrini, a una condizione: espulsione immediata per gli stranieri colpevoli di mancanza di letto pass, ci scrive Carletto. Oh, speculate, ma siete anche bravi. Ancora messaggi al 340-6709-659. Ciao Sammy, bentornato. I piddini si qualificano sempre per la loro pochezza e stupidità. Adesso il permesso scritto per fare l'amore, boh, ma se la presunta stuprata lo firma intanto che è ciucca ubriaca, basta dire cazzate e comprendere tutti i sostenitori dei sinistri, clandestini, occupanti, abusivi, vandali, picchiatori e tutta la brava gente che li sostiene. Possibile che c'è ancora gente che li vota? Meritano tutti un sindaco come Sala, palazzi ciclabili, Milano invivibile. Speren ben, ci scrive la Loredana. Buondì, ma Boldrini e company credono che noi donne siamo sceme? La maggior parte, per fortuna, le donne sono intelligenti più di quanto pensano questi politici da strapazzo. E poi l'educazione sessuale non è che tutti vogliano applicarla, come tra l'altro anche tutte le altre educazioni. Ognuno deve prendersi le proprie responsabilità in questo paese, al contrario. E ce l'abbiamo la firma del generale Vannacci sul nostro orologio, lo ringraziamo. L'orologio di Radio Libertà, grosso grosso, con le vostre firme, di voi che ci siete venuti a trovare al gazebo, ma anche di molti politici della Lega e anche del generale. Voglio vedere la Boldrina a spiegare ai suoi amici, immigrati tra parentesi, che devono firmare il consenso. Beh, forse magari loro avranno il permesso per non firmarlo. Ok, ancora messaggi, ma ci vuole anche il testimone per la Boldrini. Enzo da Como, non farmi ridere. E me ne vado vedendo l'apertura del sito del Corriere che ha cambiato. Ma come mai, scusa, era così grave? La flotilla attaccata, sorvolo di droni contro di noi, bombe sonore, pum, e urticanti. Tajani a Israele, va tutelato chi a bordo. Sto scherzando, ma comunque sono avvisaglie. Tasse. Come cambia la busta paga? Risparmi fino a 120 euro al mese, ecco le simulazioni e l'apertura invece del Corriere. Mentre Repubblica apre con la guida Colf e Badanti, arrivano le assunzioni fuori quota, come funziona il nuovo sistema, quindi si vede che non considerano così grave ciò che è accaduto con i droni esplodendo, che fanno pum, quella cosa lì, vabbè, con la polvere. Non è la polvere da starnutire, la polvere urticante. Non scherziamo su queste cose, forse è meglio che ce ne andiamo. Lasciamo al nostro direttore Sallusti al suo editoriale, poi arriva Giulio Cainarca e poi ancora a partire dalle 11, certo, Sammy Varin con degli ospiti, sì, per parlare di un bel progetto